Sabato 23 ottobre, buongiorno, è mezzogiorno in punto e quindi siamo puntualissimi, un'ora da trascorrere insieme per ripercorrere un po' le notizie principali delle ultime ore a nord-est, ma anche ovviamente per vedere cosa sta succedendo in diretta, uscendo dallo studio e andando dai nostri colleghi che sono sul territorio. Focus TG ha un po' questa caratteristica, come sapete, insomma, farvi compagnia finché siete a casa, impegnati magari nelle faccende domestiche, e nello stesso tempo, insomma, cercare di accompagnarvi per mano anche fuori dallo studio, come dicevamo. Ovviamente oggi, insomma, si parla molto delle manifestazioni che sono state annunciate in tante città, da Trieste a Padova, a Treviso, un po' di preoccupazione anche in alcuni casi, ma anche, insomma, la consapevolezza che la stragrande maggioranza delle persone che manifestano lo vogliono fare in maniera pacifica. Collegato a questo c'è ancora ovviamente l'adozione del Green Pass e l'obbligo di utilizzarlo nei luoghi di lavoro. Qui c'è uno studio della CGA che poi vi faccio vedere, che insomma dice che sono davvero ancora tanti i lavoratori sprovvisti di Green Pass, quindi che non sono ancora, diciamo, riusciti a regolarizzarsi completamente, e poi insomma tante altre notizie. C'è anche la cronaca con farmaci online venduti nei siti, e allora i NAS, che è il nucleo antisofisticazioni dei carabinieri, che è intervenuto, ha sequestrato molti di questi siti, 42 addirittura, nei quali si vendevano farmaci di tutti i tipi, compresi quelli legati in qualche modo anche al Covid, ma anche anabolizzanti, insomma quei farmaci pericolosi anche in certi casi, che vengono presi magari senza un adeguato controllo medico. Allora, come dicevo, farmaci online sequestrati, o meglio siti che li vendevano sequestrati dai carabinieri. E non dimentichiamo che oggi è anche l'anniversario, tra virgolette, del referendum per l'autonomia del Veneto. Ricorderete tutti nel 2017 la votazione, con la stragrande maggioranza di chi è andato a votare, oltre 2.300.000 mi pare veneti, quindi pari al 91% che dissero sì all'autonomia. Poi insomma ci sono state tante vicissitudini, adesso il governatore Zaia ha promesso di ripartire. Allora andiamo un po' a sentire cosa dice la gente su questo. Il nostro Alex Giuliano a Bassano ha raccolto un po' i pareri dei cittadini per capire, insomma, cosa ne pensano, e se è ancora vivo e forte il ricordo e la volontà di proseguire su questo cammino. 4 anni dal referendum per l'autonomia in Veneto, eppure, insomma, oggi l'autonomia ancora non è arrivata. Lei è fiducioso? Che cosa si aspetta? Sono un po' sfiduciato sul discorso che non c'è nessuno che... non ne parla più nessuno, in poche parole. Non c'è più nessuno che fa niente, e per me non serve più a niente, perché o qualcuno si mette davanti o se no non facciamo assolutamente niente. Penso che sì, arriverà. Speriamo bene, credo non dico di che partito sono, però credo in quello che credo, penso sì. C'è fiducia, ma con questo Covid tutto bloccato. Pareva che dovesse essere una cosa immediata, invece cambiano i governi, però la situazione è sempre la stessa. Sono passati 4 anni dal referendum per l'autonomia in Veneto. Dopo 4 anni l'autonomia ancora non si vede. Volevo chiedere se eravate fiduciosi, se secondo voi si raggiungerà questo traguardo prima o poi. Non ne ho la più pallida idea, perché non seguo la politica. Comunque non sono molto d'accordo con l'autonomia del Veneto, quindi spero che non si raggiunga in realtà questo accordo. Io ho già la mia autonomia, sono trentino. Sa che quasi addirittura mi ero dimenticato di questo movimento, se posso essere sincero, perché è passato talmente tanto tempo. È stato anche il primo referendum che ho potuto votare, ero appena maggiorenne, e sinceramente... Guardi, non saprei dire, purtroppo io cucino di solito, quindi di politica non me ne intendo, mettiamola così. No, secondo me la vedo un po' dura, sinceramente. O la manderanno lentissima finché vedranno che la gente si dimentica. Ho capito che già il mio primo voto è stato buttato al vento. Ci vorrebbe più convinzione da parte dei cittadini. Non dico altro. Il Covid, secondo lei, è quello che ha inciso di più nel rallentare un po' tutto il meccanismo? No, proprio no.
Ecco, parlavo poco fa di pass, di Green Pass, anzi per la precisione, e vi dicevo che la CGA, che è l'associazione degli artigiani di Mestre, è famosa proprio per il suo centro studi e per la sua capacità di analizzare tanti dati e un po' anche di prevedere l'andamento su certi fronti, l'economia, le tasse, eccetera. Ha fatto questo studio, dice che i lavoratori italiani senza vaccino sarebbero scesi, quindi i lavoratori, non i cittadini, cioè chi lavora senza vaccino, sarebbero scesi a meno di 2,7 milioni. Poi vengono tolte le 350.000 persone che per motivi di salute non si possono vaccinare, quindi in pratica si arriva a 1 milione e rotti di persone che ancora, insomma, devono regolarizzare la loro posizione. Non si capisce se è tanto o poco, chissà, però è, insomma, comunque una cifra ancora consistente. Chi ne ha di più, tra virgolette, è la provincia di Bolzano, che ha 42.000 persone, cioè il 17% dei lavoratori che ancora non sono vaccinati. Il 17% è una cifra alta, questo sicuramente sì. E poi noi usciremo, dicevo, dallo studio, sono le 12:06, andremo a Bassano, andremo a Treviso, insomma stiamo organizzando queste uscite. Io resto qui, ma voi potete tranquillamente uscire con i nostri colleghi. Io vi aspetto qui e intanto, finché vi aspetto, vi porto a Cittadella, però, perché come tante località, come tante realtà del nostro nord-est, anche a Cittadella c'è la Fiera Franca. Abbiamo seguito quella di Bassano un paio di settimane fa, ricorderete, in diretta. Siamo proprio stati a passeggio tra gli stand della Fiera Franca di Bassano, ma insomma in questi giorni sono davvero tante le località, specie quelle dell'Alta Padovana, ma non solo, che diciamo aprono i battenti alle loro manifestazioni. Allora andiamo a Cittadella in attesa di collegarci con Vicenza, anzi, perché no, prima di andare a Cittadella possiamo forse andare anche a Vicenza, perché vedo Daniele Garbin già praticamente pronto, si sbraccia, cerca di chiamare anche un ospite. Io credo che possiamo provare a collegarci con Daniele Garbin, lo vedo con tanta gente, una cerimonia, qualcosa che ci interessa sicuramente. Daniele, raccontaci dove sei. Ciao Federico, buongiorno a tutti i telespettatori. Ecco, siamo in via Europa, in centro a Vicenza, a ridosso della cinta muraria. Si è appena conclusa la cerimonia di intitolazione di un vicentino, un patriota, ecco, una medaglia d'oro, un impegno anche per l'amministrazione di volerlo riconoscere. Con me Bozzetto dell'Associazione Provinciale dei Fanti, e che proprio ha preso la parola e ha anche il senso di questa manifestazione, del perché era importante dare questo riconoscimento. Sì, io vorrei dire due cose. Qui abbiamo presente Francesca Mantovani, buongiorno a tutti e a tutti. Io rappresento una federazione Fanti e Patronesse e abbiamo questo sodalizio, appunto, che oggi celebra questa figura. Chi è stato Marcello Mantovani? Il primo a entrare col tricolore a Trieste 8 maggio del 45. È quello che ha costituito in tempo di pace la federazione provinciale, nazionale, che ha creato soprattutto un sodalizio per ricordare la memoria e la storia, ma anche per capire cosa possono fare oggi i Fanti e le Patronesse. Alle mie spalle abbiamo anche il 157esimo Liguria, abbiamo vari presidenti, varie persone, tutte impegnate nel sociale e nella comunità. Quindi oggi Vicenza celebra un nome, un personaggio, è stato anche imprenditore, vicepresidente del Vicenza Calcio, e ha creato soprattutto un sodalizio, ripeto, perché in tempo di pace noi siamo presenti a fianco delle istituzioni, e oggi Vicenza gli va dato il merito di riconoscere un parco di 11.000 metri quadri alla memoria di questa persona. Ecco, Federico, capisci che è importante, è stato importante anche questa cerimonia, perché ha portato la città intera, le rappresentanze, in testa il sindaco Francesco Rucco, che se ne ha fatto proprio un impegno con la commissione toponomastica, che ha lavorato per 2 anni di ricerca storica proprio per riuscire a ricostruire tutto l'iter, per poter anche rispettare l'impegno che si era dato. Oggi ricordiamo al Presidente anche i familiari. Sicuramente i familiari, appunto Francesca, che è qua vicino a noi, i figli, i nipoti, e vorrei anche fare un altro passaggio a nome di tutti noi presenti qui. Allora, sabato prossimo celebriamo il nostro congresso, lo celebriamo a 2 ville, e la cosa importante è che oggi è un'anticipazione di che cosa? Del fatto che andremo a intitolare la federazione
provinciale del Fante di Vicenza, Fante e Patronesse, legittimata poi dal voto e dal consenso, ma soprattutto perché la memoria sia anche a nome della federazione provinciale. Quindi in quel di Due Ville intitoleremo la nostra sede alla memoria di Marcello Mantovani. Daniele, Federico, la conferma insomma, che il volontariato in Veneto, insomma, siamo veramente un fiore all'occhiello del nostro paese. Ci fai raccontare poi brevemente dal tuo ospite, e poi nel concreto, quotidianamente, che cosa fanno, come aiutano la comunità, qualche esempio insomma, delle loro attività, che credo addirittura possano quasi, come si può dire, ispirare anche i nostri cittadini e magari avvicinarsi. Senta, ecco, dalla redazione chiedono giustamente la vostra attività e in qualche modo oggi si celebra anche il vostro ruolo nella società. Quali sono le attività che voi state facendo quotidianamente? Magari i cittadini vi percepiscono, non lo sanno, magari da raccontare chi è a casa e potrebbero anche essere motivati a partecipare con voi. In pochi secondi possiamo dire questo: c'è tanto volontariato. C'è tanto lavoro a fianco delle istituzioni comunali, c'è tanto lavoro soprattutto nella società civile. Adesso mi viene in mente, siamo qua a Vicenza, Angeli Iberici, per esempio, no? Quindi quello che è il mezzanino, quindi la mensa dei poveri, qui guardo anche alle patronesse, il lavoro nelle scuole. Qui abbiamo anche i nostri in divisa, ma soprattutto se guardo alle varie realtà del Vicentino, l'essere presenti molte volte per affiancare le istituzioni, perché dalle scuole alla manutenzione di parchi, alla manutenzione di realtà del sociale, a incontrare, a fare anche della solidarietà, a essere nelle case di riposo, nelle strutture. Ora guardo un po' tutti voi, ditemi, cioè noi siamo una forza civile che è a servizio della comunità. Se ci volete contattare, ben volentieri a Due Ville in via Rossi abbiamo la nostra sede, come anche in molti comuni. Ecco Federico, ma direi che è stato un onore avervi ospiti, davvero meraviglioso, il colpo d'occhio, grazie a tutte le persone che sono anche dietro di voi, davvero bellissimo questo collegamento. Ti ringrazio Daniele, ringrazio a tutti i tuoi ospiti e buon lavoro naturalmente. Grazie, telespettatori, un appuntamento a stasera per vedere proprio le fasi, le ricostruiamo, del servizio e della cerimonia ufficiale. Arrivederci intanto. Grazie a voi. Vabbè, insomma, i colori, il colpo d'occhio, questa energia che esce, che proprio è contagiosa da parte di queste associazioni, insomma, il volontariato, l'associazionismo, il Veneto, potrei dire, insomma, come ho detto poco fa, un fiore all'occhiello per tutta Italia. Quindi grazie a Daniele Garbin, come giustamente ha detto Daniele, poi questa sera nel TG di Vicenza attorno alle 19:15 gli aggiornamenti e insomma un resoconto ancora più completo di quanto è accaduto in questa cerimonia questa mattina. Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo e, come vi dicevo prima, andiamo a Cittadella subito dopo. (12:14) questo sabato 23 ottobre in compagnia da mezzogiorno siamo stati a Vicenza, una bella cerimonia per ricordare una persona che insomma ha davvero fatto dell'associazionismo e del volontariato la sua ragione di vita e che adesso ha trasmesso ad altri questo, e allora siamo stati al Parco Europa di Vicenza. Prima di andare a Cittadella, perché ci sono le fiere che partono, ve l'avevo accennato, e quella di Cittadella è una fiera franca importante, volevo solo darvi questa notizia che arriva dall'UNESCO direttamente. L'UNESCO, come sapete, insomma, è quell'ente che si occupa di proteggere, valorizzare, sviluppare tutto quello che fa parte della nostra cultura, i siti, insomma, le città o i luoghi legati veramente alla storia, al patrimonio dell'umanità. Come sapete, anche alcuni siti di Padova, ad esempio, stanno per entrare in questo patrimonio, e il bilancio è che l'Italia ha 58 siti patrimonio dell'UNESCO ed è il primo paese al mondo. È insomma una grande responsabilità di fronte alla comunità internazionale per conservare e poi trasmettere alle generazioni future questo immenso patrimonio culturale e naturale che abbiamo proprio in Italia. E quindi insomma è una filosofia che insomma ci fa onore, ecco, possiamo dire, insomma, questa grande cultura che cerchiamo di mantenere e di valorizzare. Cultura e tradizione che c'è anche nelle fiere. Allora a Cittadella in questo fine settimana si apre la Fiera Franca.
Una fiera franca che riprende dopo un anno di pausa, una fiera franca che riparte come era finita due anni fa, una fiera comunque che sarà all'insegna della sicurezza, quindi con il Green Pass. Al via la fiera franca questo fine settimana a Cittadella, che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell'ottobre cittadellese e di tutto l'anno. È importante ripartire, è importante che i nostri operatori ricomincino a lavorare e anche a guadagnare, ma è importante anche che la salute sia il punto fondamentale. Le entrate all'interno delle mura cittadine saranno limitate a 8.000 persone per volta, con esclusione di residenti e dei lavoratori. Si prospettano oltre 100.000 persone in visita che potranno portare un fatturato pari a 1 milione di euro. L'inaugurazione classica parte alle 4:30 di sabato dalla Chiesa del Carmine, dove verranno inaugurati i lavori di Borgo Padova, poi ci si dirigerà verso il Tendone, dove inaugureremo appunto la tensostruttura e soprattutto la mostra degli artigiani che riprende a Cittadella, e questo alle ore 18, e poi domenica naturalmente fiera normale, lunedì mattina data importante perché alle ore 9 ci sarà l'inaugurazione del mercato del bestiame. Esposizioni di prodotti tipici di artigianato locale e di banconi enogastronomici, ma anche un appuntamento per i più piccoli con il Luna Park, al quale i bambini fino ai 12 anni potranno accedere senza Green Pass. Venite in fiera a Cittadella, venite a visitare le nostre mura, perché comunque saranno aperte anche in orario serale. Stavo guardando come si sta sviluppando la situazione a Trieste, per la precisione. Sapete, molte manifestazioni previste per oggi da Treviso a Padova, a Trieste, Venezia, insomma manifestazioni legate in qualche modo al Green Pass e ai vaccini. C'è timore soprattutto per Trieste, perché insomma dovrebbe essere una delle manifestazioni più numerose di quelle organizzate in Italia. Poi insomma c'era stato anche tutta quella polemica nei giorni scorsi. Ieri sera la richiesta degli organizzatori di annullare in qualche modo questa grande manifestazione per paura di infiltrazioni di violenti, anche perché c'era previsto l'incontro con il ministro Patuanelli da parte dei rappresentanti e non volevano che questo incontro potesse essere rovinato. Al momento ci sono 1 migliaio di persone in piazza e il ministro Patuanelli ha già detto che riferirà al governo tutte le richieste fatte dagli organizzatori, ma grazie alla nostra redazione di Tele4 andiamo a Trieste e vediamo un po' come è andata la vigilia di questa giornata così delicata, quella di oggi appunto, di sabato. 12 fogli di via e un denunciato e la cruda statistica del maxi dispositivo di sicurezza con cui le forze dell'ordine hanno reagito all'arrivo dei Black Bloc a Trieste, fermando sul nascere le possibili infiltrazioni. Nonostante l'annullamento del corteo del coordinamento 15 ottobre previsto per il pomeriggio, diversi gruppetti di facinorosi sono comunque arrivati nel capoluogo giuliano. La questura in una nota spiega che se ne attendevano 300 estremisti che avrebbero potuto, in caso ci fosse stato il corteo, destabilizzare la manifestazione in programma, mettendo in atto azioni di vera e propria guerriglia urbana, come già visto in Campi Elisi. I corpi di polizia italiana, slovena, austriaca e croata hanno collaborato per un monitoraggio mirato alle frontiere. 11 posti di controllo approntati dalle forze dell'ordine in altrettanti punti strategici di ingresso a Trieste. 1500 persone identificate, 12 fogli di via emessi dal questore, di cui 8 ad appartenenti al movimento Casa Pound, provenienti da varie città italiane. 2 nei riguardi di anarchici provenienti da Trento e fermati a bordo di un camper in Porto Vecchio, e 2 a carico di estremisti di destra arrivati in treno. Uno di questi ultimi è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Aveva con sé una maschera antigas, un coltello multiuso, un cacciavite, una bomboletta spray e un casco. Per molti triestini è stata una giornata contrassegnata dalla paura tramutatasi in prudenza. Vedi tanti genitori che non hanno mandato i figli a scuola e quanti sono tornati a lavorare precauzionalmente in smart working. Altri sono semplicemente esasperati da una situazione cittadina mai vissuta in precedenza. Quanto al pomeriggio in centro città, deserto largo Riborgo, il punto di partenza previsto per la manifestazione sospesa
proprio per il rischio di infiltrazioni di frange violente. Camion blindati di polizia e carabinieri, agenti in tenuta antisommossa, ma nessuna manifestazione. In piazza dell'Unità, dopo lo sgombero mattutino di 20 persone ad opera della questura, sono tornati in seguito circa 200 manifestanti. Si tratta di persone pacifiche, tra questi gli interpreti più folcloristici della protesta, dediti a canti, balli e qualche comizio improvvisato. Certamente non Black Bloc, ma una sorta di Rainbow Crew, un nutrito melting pot di manifestanti che non disdegna nemmeno le più ardite teorie celesti. Chissà se resisteranno alla bora in arrivo. Domani è previsto l'incontro con il ministro alle politiche agricole Stefano Patuanelli. In programma un presidio degli uomini di Stefano Puzzer davanti alla prefettura e fanno sapere un comunicato al termine dell'incontro, ma sui dettagli del vertice è ancora nebbia fitta. Poi torneremo a Trieste per vedere lo sviluppo della situazione in questa giornata, però adesso ci spostiamo subito a Bassano, andiamo ai Giardini Parolini dove insomma ci sarà tra poco una toccante cerimonia per Beatrice. Sono passati 4 mesi ormai dalla morte di questa giovanissima amica di tutti, ecco, possiamo dire. Lì c'è Vanessa, per noi Vanessa Banzato, che ha seguito sempre da vicino questa vicenda e credo che sia già pronta per raccontarci cosa sta per accadere ai Giardini Parolini di Bassano. Vanessa, ci sei? A te. Sì, Federico, buongiorno a te e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Sta cominciando proprio, ormai questione di attimi, la cerimonia per ricordare Beatrice Berti che ci ha lasciati a 14 anni, quella che noi abbiamo sempre chiamato la nostra guerriera, la nostra leonessa, questa giovanissima che si è sempre battuta per rendere la sua città, la sua Bassano del Grappa, una città a misura di tutti e tutte, una città totalmente inclusiva. Ricorderete senz'altro tutti voi, tutte voi, i tanti servizi che abbiamo realizzato proprio con Beatrice per denunciare soprattutto le barriere architettoniche presenti in una città, in questo caso come Bassano del Grappa, ma poi si sa benissimo che in tantissime altre città storiche come Bassano sono presenti queste barriere architettoniche, ma quello che emergeva sempre era la sua volontà, la sua voglia, il suo impegno per far sì che tutte le persone, soprattutto gli anziani, ma qualsiasi persona insomma che avesse problemi di deambulazione o quant'altro potesse davvero godere usare, passatemi questo termine, la città nella maniera più totale e completa possibile. Ci sono qui al Parco Parolini i suoi ex compagni di classe, ci sono i ragazzini della Vittorelli, la scuola media che appunto frequentava Beatrice e questa è una giornata particolare perché per ricordare Beatrice è stato piantumato un albero, un giovanissimo albero che vuole dare appunto questo senso di rinascita, questo senso di vita vero e proprio. Lei è molto legata alla vita, molto, molto legata alla bellezza della natura e proprio insomma questa pianta che adesso è stata appunto collocata al Parco Parolini, il giardino, il polmone verde di Bassano del Grappa, vuole ricordare questa giovane vita stroncata, sì è vero, però il cui ricordo resterà per sempre nella mente di ognuno. E i ragazzi adesso li vediamo, ragazzi e ragazze già pronti. Tra qualche minuto, come organizzato? È una sorta di cerimonia, è una sorta, sì. Allora adesso i ragazzi e le ragazze eseguiranno un canto per ricordare Beatrice. Vediamo che sto ascoltando anchio, sto cercando di capire anch'io come funziona. Tra un minuto, intanto torniamo in studio un minuto e poi torniamo da te, se vuoi o vuoi tenere la linea, come preferisci. Beh, era pertanto per lasciarti vedere un po' com'è. Perché i ragazzi e le ragazze non sono ancora pronti per E allora riprendiamo noi la linea, Vanessa, un minuto ci saranno e poi interventi dell'amministrazione e tra pochissimo ci vediamo allora. Certo. Torniamo allora tra pochissimo ai Giardini Parolini, lasciamo che Vanessa finisca di controllare un po' la situazione, appena sarà pronta torneremo ovviamente da lei. Parliamo per un attimo, veramente per un minuto, di pandemia, di virus e di dati che stanno leggermente tornando a crescere. Andiamo a Padova, dove il direttore generale Dalben ha fatto il punto della situazione con noi, con i nostri colleghi della redazione di Padova, giusto per capire se dobbiamo preoccuparci o no.
Vedere, parlo con Fabio Verini in regia, dicevo il servizio quello di Dalben, del direttore generale di Padova, dell'azienda ospedaliera, che ha un po' fatto il punto della situazione per capire se dobbiamo preoccuparci o meno di questo leggero aumento di casi di Covid. Registriamo questo aumento, diciamo così, di ricoveri. È un aumento quello che abbiamo notato ieri di 5 casi, quindi giornaliero, non dà ancora una tendenza settimanale, lo vedremo tra qualche giorno, però ci sono questi ricoveri che sono in numero, come dire, giornaliero maggiore che in altri tempi, insomma, nelle settimane scorse o nei mesi scorsi, e quindi attenzione molto alta. Continuano a crescere i ricoveri all'ospedale di Padova, lo conferma il direttore generale Giuseppe Dalben. Solo ieri sono stati 5 i pazienti ricoverati per Covid. Ora sono 24 in area medica, 10 in terapia intensiva, 4 in subintensiva. Questo rialzo mostra come l'emergenza non sia finita e che è importante che chi non sia ancora vaccinato lo faccia. Stiamo valutando un po' anche il tema di questa variante Delta Plus, noi non la stiamo ancora riscontrando, però insomma è un tema che stiamo attenzionando. Mentre stanno iniziando le vaccinazioni dei sanitari con la terza dose, continuano anche le sospensioni per quelli inadempienti. Sono 126 i sospesi, 2 i medici, i restanti sono infermieri e personale sanitario diviso in modo eterogeneo in tutti i reparti. Siamo saliti a 126, quindi un balzo notevole in avanti, sì. Questa è la situazione quindi della pandemia a Padova, 12:27, vedo i ragazzi applaudire intanto ai Giardini Parolini, provo a ridare la linea a Vanessa, sentiamo se è ancora collegata con noi e se ci sono novità sulla cerimonia che sta per iniziare. Vanessa, ci sei? Comitato, quindi grazie Valentina anche dell'aiuto che ci Eccomi Federico, ci sono. Vediamo questa parte di saluti e siamo un po' il momento. Eccoci, la parte del momento clou, il momento clou che è proprio questo il canto dei ragazzi, soprattutto ragazzi e ragazze, ex compagni e compagne di Valentina, che eseguiranno un brano molto caro a lei, un brano che piaceva particolarmente a lei. E allora io direi, appena cominciano, lo seguiamo assieme. Ecco, vedete che si stanno preparando e allora insieme ascoltiamo gli ex compagni e le ex compagne di Valentina. A te che sei. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i pisi chiusi. Ti mi hai raccolto come un gatto, mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrire, perché tutto quello che prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei. Sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore, ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande, ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti, stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in fallo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei.
sostanza dei sogni miei. A te che sei essenzialmente sei sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai, sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se non avessi con me. A te che rendi la mia vita bella da morire, che riesci a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore, il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e mi hai fatto molto di più. A te che hai dato senza tempo, senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande, il mio grande amore. A te che sei semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. E a te che sei semplicemente sei compagna dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. La ex terza B si è ritrovata oggi con la voce in cui il cuore le si impetrisce. Tanta emozione, tanta commozione vediamo, Vanessa, veramente momenti toccanti, davvero toccanti. Sì, Federico, per tutti noi, sì. Tra l'altro Federico è stata anche, si è visto, Renzo Rigone stava appunto riprendendo l'immagine della mamma Valentina, che adesso parlerà, di posizionare questa targhetta intitolata proprio a Beatrice. Adesso sentiamo Valentina Pasini. Da parte di tutta la nostra famiglia per aver organizzato questa cerimonia e per aver partecipato, a tutte le persone che sono state coinvolte, immagino che sia stato laborioso. Beatrice manca tanto e immagino mancherà tanto anche a voi come manca a noi, ma lei è qui e ci ricorda sempre che le sue battaglie non sono morte, non sono morte insieme a lei, ma sono ancora vive e abbiamo il dovere di portare avanti quello che lei ci ha insegnato. Mi rivolgo soprattutto a voi ragazzi, perché è da voi che abbiamo ricevuto la forza più grande in questi mesi e abbiamo scoperto lati di Beatrice che non conoscevamo e abbiamo visto quanto veramente le volete bene, le volevate bene. In bocca al lupo per il vostro futuro e ricordatevi sempre di lei e ricordatevi sempre che se tendete una mano e aiutate gli altri non solo farete del bene a chi lo fate, ma farete del bene soprattutto a voi stessi. Quindi grazie a tutti. Federico, abbiamo sentito le immagini sì. E la voce, il messaggio che ha lanciato Valentina Pasini è un messaggio molto forte e ancora una volta ecco la volontà di ricordare Valentina, ricordare soprattutto l'impegno di Valentina, che Valentina ha sempre messo per superare ostacoli che sembravano enormi. A volte poi si è visto anche, per esempio, è stata ricordata anche la posa delle giostrine, la collocazione delle varie giostrine inclusive nei vari parchi della città, una cosa che sembrava quasi impossibile, in realtà poi si è visto come è stata accolta dall'amministrazione comunale di allora, questo messaggio fortissimo che è stato colto proprio dall'amministrazione comunale di allora e che è diventato una realtà. Quindi Vanessa, quando la si dice linea volere io. potere, Valentina è stato l'esempio. Sì, riprendo la linea, poi magari si stanno spostando. Torniamo da te fra un po', sì. Certo, poi te la richiedo perché andremo a sentire anche poi tutto quello che faranno a scuola. Certo, allora ci vediamo tra poco. Grazie a Vanessa Banzato, ai Giardini Parolini che è i Giardini Parolini di Bassano, questa
emozionante cerimonia per ricordare Beatrice, la seconda parte a scuola perché le verrà dedicata anche un'aula da quello che abbiamo capito, quindi certamente insomma torneremo lì. E direi che ci fermiamo per un attimo, poi torniamo, insomma rimaniamo insieme ancora fino alle 13, abbiamo tanti collegamenti, compreso quello di Bassano, e tante notizie, a tra poco. (12:41), sabato 23 ottobre, questo è Focus TG ed è diciamo l'ideale per tenervi compagnia a quest'ora, sicuramente impegnati nelle faccende di casa o per preparare il pranzo. Noi vi auguriamo buon pranzo, ma vi chiediamo di rimanere ancora con noi per un po', perché insomma abbiamo spaziato, siamo stati a Vicenza, siamo stati a Bassano, dove torneremo tra poco per questa cerimonia in ricordo della piccola Beatrice, morta a 14 anni, prima di tornare a Bassano per parlare di questo, abbiamo dato uno sguardo a Trieste, lo diamo di nuovo perché Trieste insomma è un po' al centro dell'attenzione. C'era questa grande manifestazione annunciata, poi è stata cancellata ieri sera. Ci sono comunque, mi arrivano notizie dai colleghi di Trieste, che ci sono circa 2000 persone in piazza a Trieste. L'incontro tra il ministro Patuanelli e gli organizzatori, insomma quegli addetti al porto che avevano un po' aperto le manifestazioni nei giorni scorsi e che chiedono di essere ascoltati dal governo. Ma qual è un po' anche cosa che aria si respira in città a Trieste, tra i commercianti, i cittadini? Insomma, andiamo un po' a sentire dai nostri colleghi di Tele4 qual è l'aria che si respira lì. Signor, buongiorno, Tele4, una domanda al volo. Cosa ne pensa dei cortei no Green Pass di questi giorni? Come si sente? Che sono tutti scemi. Oggi doveva esserci. Sono vaccinato da quando sono nato. Il vaiolo col pennino che ti incidevano le spalle, tutto quello che abbiamo fatto dopo. Ho lavorato 30 anni in ferriera, sono stato vaccinato per tutto e sono scemi. E se andassero tutti a casa loro fosse meglio. Io sto andando a lavorare, ne penso, non dico niente, va. Meglio non parlarne. È meglio non parlarne. Ma, insomma, i cortei bisogna farli, secondo me. Dopo, se uno vuole fare, aderire va bene, altrimenti sono affari suoi. Beh, da una parte hanno fatto bene perché non si sapeva che persone potessero venire. E diciamo che io ho fatto il vaccino, ho il Green Pass e stavo collaborando con quelli che non ce l'hanno, perché non è una cosa giusta. La situazione è difficile, veramente difficile. Il Green Pass non può essere obbligatorio, è una discriminazione per il popolo e ne ho fatto parte anch'io. Io sono un po' in disaccordo, però rispetto a quello che pensano gli altri, per carità. No, noi siamo vaccinati e abbiamo pensato che andasse meglio così, era più semplice, però la libertà è una sola e fanno bene il lavoro e il lavoro non può essere toccato. Io sono per il vaccino. Ho visto, a me sembra una cosa banale quella di non farsi il vaccino e andarsi a fare i tamponi continuamente in farmacia. No comment, ho detto. Ci sono tante altre cose che potrebbero fare, altri motivi per protestare più validi rispetto a una necessità, perché adesso questa è una necessità per respirare aria di nuovo, perché non se lo ricordano, ma un anno fa non respiravamo. Trieste è un po' capitale delle proteste in questi giorni, la città che ha in Italia il numero tra i casi di positività e soprattutto di non vaccinati, insomma numeri molto alti, però avete sentito i triestini insomma sono abbastanza compatti nell'essere contrari a queste proteste. Torniamo subito a Bassano da Vanessa Banzato, li abbiamo lasciati i ragazzi ai Giardini Parolini, adesso sono a scuola. Vanessa, a te cosa sta succedendo? La parola all'assessore all'istruzione. Sì, allora rieccoci qua, siamo nuovamente in diretta e adesso i ragazzi si sono trovati nell'atrio della scuola, nel cortile della scuola media Vittorelli, appunto ricordo la scuola che frequentava Beatrice, e stanno eseguendo alcuni brani musicali per essere
loro hanno detto per far volare le note al cielo, per raggiungere la nostra cara Betsy, la Betsy, come amavano chiamare Beatrice, che tra l'altro voglio ricordare una ragazza che è sempre stata davvero amata, si faceva amare dai compagni e dalle compagne, perché aveva questo modo di fare totalmente libero, totalmente spontaneo. Era una persona che non si nascondeva dietro una maschera, era una persona che si capiva benissimo quello che pensava, se gli stavi simpatico o gli stavi antipatico lo capivi benissimo, lei non nascondeva mai quello che provava, quello che sentiva, le sue emozioni. Questa è una cosa che davvero dovremmo imparare anche noi adulti, perché è giusto che i ragazzi e le ragazze a quest'età siano davvero liberi di esprimersi, di esprimere le proprie emozioni, di esprimere i propri pensieri. Adesso sta parlando la dirigente, la dottoressa Maria Luisa Kenneth, che vuole ricordare, vediamo se riusciamo a sentirla, che vuole ricordare appunto Beatrice. Saranno densi dello stile con cui lei ha affrontato i suoi giorni che possono sembrare difficili, a volte insuperabili, quando invece la speranza deve aleggiare in noi e permetterci di superare le difficoltà. Questa forza, questo entusiasmo, questa passione può vivere ogni giorno, ed è così che noi troviamo Beatrice, perché Beatrice è qui con noi. Beatrice è qui con noi. E l'applauso è scrosciato, perché davvero Beatrice è in mezzo a tutti noi, perché il suo ricordo rimarrà indelebile per sempre. E adesso c'è l'intitolazione dell'aula al pianterreno della scuola proprio a Beatrice. Quindi vediamo questo momento con il papà Andrea e la mamma Valentina. Papà Andrea e la mamma Valentina pronti per l'intitolazione di quest'aula. Che è stata dedicata, e dopo prego. E quindi loro si spostano all'interno, mentre poi i ragazzi della seconda D con questa breve cerimonia, una bella targa, ci vorrebbe un maxi schermo qui per far vedere quanto è bella questa targa, perché c'è una silhouette di Beatrice, Bea la guerriera, e quindi sui violini faremo gli archi, perché questo è anche un momento lieto, un momento di festa. Quindi la seconda D, mentre abbiamo scoperto la targa, avete visto la targa scoperta, il volto di Beatrice sorridente e la scritta "La Betsy ha sempre ragione", perché è vero, anche nel giorno dell'ultimo saluto a Beatrice c'erano le sue compagne che col sorriso ricordavano, tra le lacrime, tra il dolore di aver perso una carissima amica, c'era il sorriso che le riportava alla memoria della grinta di Beatrice, che non si faceva mai, ma non si bloccava, non si fermava mai davanti a niente. Sì, perché merito sì, sempre ragione. Sono immagini, insomma, che a vedere quest'aula si pensa immediatamente, automaticamente a Beatrice e a tutto quello che ha rappresentato e continuerà a rappresentare. Davvero bellissima anche l'iniziativa della scuola, direi, Vanessa, proprio, insomma, un filo conduttore, ecco, tra gli studenti, la scuola, la classe, adesso i ragazzi che suonano, che veramente trasmettono tante emozioni. Sentiamoli un po'. A questi ragazzi, un applauso da qui, da tutto lo studio, ma credo da tutta
da tutta la città e da tutti i telespettatori che in questo momento ci stanno seguendo. Vanessa, io riprenderei la linea e ovviamente rimando al TG di questa sera per i servizi che preparerai per raccontare quello che è accaduto questa mattina. Intanto buon lavoro naturalmente e complimenti a tutti questi ragazzi che insomma suonano, ma suonano e il loro suono va ovviamente a ricordare la loro amica più che compagna, proprio amica e che ispirerà ancora quello che faranno da qui in poi. Davvero grazie. Grazie a Vanessa Banzato. Noi ci fermiamo per un attimo e poi l'ultima parte di Focus. Ancora qualche minuto da trascorrere insieme, insomma abbiamo viaggiato attraverso il Veneto ma anche il Friuli Venezia Giulia, siamo andati 2 volte a Trieste per vedere un po' che aria si respira in vista delle manifestazioni che sono previste anche in altre città. Adesso infatti vi mostriamo quello che riguarda Padova, dove per l'ennesimo sabato consecutivo è prevista una manifestazione che questa volta però sarà statica, non in movimento, quindi una sorta di sit-in concesso dalla Questura. Facciamo il punto della situazione con i questori di Padova. Nessun corteo per il No Green Pass, ma una manifestazione statica in piazza Eremitani tra le 16 e le 20. È quanto emerso dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato in prefettura in vista di un sabato denso di manifestazioni, tra cui il convegno all'università, dove era stata annunciata la presenza del ministro Lamorgese, che invece si collegherà solo in videoconferenza. Sono tutte ovviamente attenzionate e con un congruo numero anche di personale delle forze dell'ordine. Abbiamo la manifestazione, un grande evento che si terrà presso l'università, un'altra davanti al comune e poi quella del presidio fisso del movimento No Green Pass. Però ecco, laddove c'è il dialogo ovviamente si suppone che tutte le varie asperità, le criticità vengono superate. Si confida nel rispetto reciproco, l'auspicio è quello della collaborazione dei movimenti No Green Pass e Novax per tutelare al contempo la loro libertà di manifestare, il proprio pensiero e la necessità di sicurezza pubblica. Collaborazione che è stata la bandiera del questore Fusiello, la prima donna in carica a Padova, che si appresta a lasciare la città del Santo per dirigere la questura di Bologna dopo 1 anno e mezzo. Ho lavorato molto, ma la grande soddisfazione è di aver raccolto diverse istanze dei cittadini per le criticità che erano presenti nei loro quartieri. La cosa bella che mi porto con me è l'esperienza padovana, laddove ho riscontrato una collaborazione non soltanto fra tutte le istituzioni, prefetto, questura, le altre forze dell'ordine, da parte del sindaco, da parte dell'assessore alla sicurezza, da parte anche della stessa polizia locale, ma forte collaborazione anche da parte dei cittadini. Qui arriverà Antonio Sbordone, attuale questore di Perugia. 12:57, abbiamo ancora un paio di minuti, ma ritengo interessante andare subito a Padova, dove c'è Luisa Bertini. Abbiamo visto, Luisa, il tuo servizio diciamo di anticipazione su quella che è la giornata di oggi, manifestazione dei No Green Pass statica. Che aria si respira? Ecco, dacci un po' di informazioni su questo. Sei nella zona dell'ULSS 6, degli uffici dell'ULSS 6, tra l'altro, c'è stato qualcosa anche lì. Vai. Sì. Come hai anticipato tu, oggi è una giornata calda, tra l'altro su più fronti, perché soprattutto nel pomeriggio, intanto adesso si respira un'aria di attesa, giusto per rispondere alla tua domanda, ma oggi pomeriggio sicuramente ci sarà un gran dispiegamento di forze dell'ordine su più fronti. Uno è quello dei No Vax, No Green Pass in piazza Eremitani, dove ci sarà questa manifestazione statica, anche perché è prevista un'alta adesione, perché molti di loro sarebbero dovuti partire alla volta di Trieste, ma poi una volta annullata la manifestazione hanno deciso appunto di rimanere in città, quindi si prevede una folta affluenza, una nutrita affluenza. E poi sul fronte delle manifestazioni anche il listone sarà popolato da un'altra manifestazione, non una di meno, che è il fronte delle femministe, quindi
anche là forze dell'ordine attenti alla vigilanza e soprattutto sul fronte dell'università e del comune per questa manifestazione, diciamo questo convegno autorità pubbliche e libertà del cittadino organizzato dall'associazione Padova Legge dell'avvocato Fabio Pinelli. È prevista la partecipazione del ministro Cartabia proprio in questi minuti, mentre la Lamorgese per oggi non ci sarà e interverrà solo in videoconferenza. Però ovviamente giornata calda, attenzione alta da parte delle forze dell'ordine, l'avete sentito anche nel precedente servizio. Il questore ha annunciato che comunque c'è stato dialogo con gli organizzatori delle varie manifestazioni e quindi si auspica non ci siano problemi. Grazie Luisa, benissimo, grazie degli aggiornamenti da Padova, buon lavoro, poi insomma ovviamente i tuoi servizi per raccontare quello che è accaduto. Prima di salutarvi, insomma una notizia che direi è buona, perché il Teatro Geux di Padova riapre alla musica live, il primo concerto premiata Forneria Marconi che canterà De André, che andrà in scena il 29 ottobre, insomma lanciamo un appuntamento che ha anche un po' di speranza, aperti finalmente i teatri insomma con la musica dal vivo, ovviamente nel rispetto massimo delle norme anti-Covid con protocolli rigidi che saranno applicati, però insomma un'altra piccola apertura che ci porta ad essere ottimisti. Ci fermiamo qui, siamo stati insieme dalle 12 fino ad ora, però avete visto tante informazioni, tante notizie, le ritroverete tutte approfondite e ben diciamo ordinate all'interno dei nostri notiziari questa sera. Intanto grazie, buon pranzo a tutti e buon sabato.